Queste forbici servivano a tosare le pecore. Con la tosatura si ricavava la lana che veniva filata con l'ausilio della gorletta. La gorletta era l'attrezzo che tramite la forza esercitata con un piede faceva girare una ruota. Questa, collegata tramite un filo, azionava un rocchetto che serviva ad intrecciare la lana. Due erano i tipi di gorletta, un modello orizzontale e uno verticale. Le donne avevano un'abilità incredibile a produrre il filato che successivamente sarebbe stato lavorato con i ferri. Ferri si producevano canottiere, maglie, maglioni. Mentre lavorando con 4 ferri si ottenevano calzini, calzettoni e guanti per proteggersi dal freddo nei lunghi mesi invernali.